Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kae. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video un po' particolare. Allora ragazzi, per questo video tentiamo di arrivare almeno a 10.000 like. Allora, oggi siamo su Clash of Clans. Allora, innanzitutto andiamo sulla mappa di guerra. La prima cosa che andremo a fare in questo video è di andare un attimo a guardare il clan nemico. Sono giapponesi questi e speriamo che questi giapponesi siano più bravi e puzzino di meno di altri nostri nemici che abbiamo incontrato in Clan War passate. Dico questo perché devo farvi vedere una Clan War che puzza. Puzza, madonna se puzza. Clan War in questione è stata fatta contro il clan JP Fighter. Come potete vedere, questi giocatori sono così pro, ma così pro che ci hanno 3 stellato. Contiamo quante volte ci hanno 3 stellato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci hanno 3 stellato 9 volte. E noi quante volte abbiamo 3 stellato? Naturalmente manco una, perché siamo delle pippe noi. Ok, siamo delle pippe. Andiamo a guardare nel dettaglio clan la squadra nemica. La squadra nemica è un clan malesiano, ma nella descrizione del clan è scritto in cinese. Io sinceramente non sapevo che in Malesia si parlava in cinese. Anzi, penso che c'è un cinese tipo mischiato con altre lingue. Ora mi sono appena ricordato di non saper leggere tutte le scritte che c'è scritto. Allora, c'è scritto was traduzione di quello che ho appena in cinese. Il mio cinese è allucinogeno. Non lo so bene in cinese. Allora, praticamente questa è una filastrocca che dicono siamo dei cazzoni, qualunque cosa fate con l'avversario noi facciamo 100, insomma. Allora, secondo me puzzano un po'. E ora andiamo anche a guardare un po' gli attacchi strepitosi che hanno fatto. A parte il fatto che secondo me purtroppo puzzino, ma devo ammettere sinceramente che hanno fatto degli attacchi da veri pro gamer. Allora, il 100% più spettacolare è stato fatto contro Ale Furlan e contro il mio boss. Non so se vi ricordate quello un po', ecco. Allora ragazzi, l'attacco che è stato fatto contro Ale Furlan, praticamente è il nostro primo in mappa da guerra. Praticamente è totalmente maxato, cioè le mura all'11, i cazzoni al 10, anche le torrette dell'inferno al 4, l'uccellone al 2. E ci ha fatto 3 stelle. Va bene, ok, metto le mani in avanti dicendo che aveva le truppe maxate. E per fare questo aveva bisogno delle truppe maxate. E devo dire che naturalmente le Valkyrie spaccano i culi. Anche i domatori al 6 spaccano in una maniera assurda. Ma forse puzzano. Ma sono leggermente, io non sto sinuando niente, insomma. Allora, la cosa importante è guardare i replay che hanno fatto. Praticamente sono attacchi perfetti, eseguiti proprio con una precisione chirurgica. Praticamente neanche i genti più, cioè i genti, che cazzo, neanche le persone più pro del mio clan riescono a fare un attacco allucinogenamente allucinogeno come questo. Guardate qua, praticamente calcolato tutto al minimo dettaglio. I domatori proprio passano dove non ci sono bombe giganti, fanno passare le bombe giganti dove c'è il King, la Queen o le Valkyrie. Guardate qua, proprio ecco qua, è quasi come se parlasse con le truppe. Non avete questa immaginazione tipo domatori andate a destra, prendete questo, dopo prendete quello. E guardate qua, la partita termina praticamente con un casino di domatori ancora in vita e il sorvegliante che è praticamente ancora full, il King e le truppe quelle restanti per fare il 100%. Io definirei questo attacco perfetto, perfettamente perfettoso, alla faccia di Petaloso. Perfettoso, cazzo, è perfettoso, ha fatto 100% come se fosse un cazzo di Town Hall livello 4, tipo scialla. Ecco gli ultimi edifici
e il 100% assicurato. Piccola parentesi, i domatori assai sono stupendi. Piccolo spoiler. Ragazzi, ora guardiamo la difesa di Black Sun, che è probabilmente un altro personaggio famoso del nostro clan, è veramente da tantissimo nel clan. Allora, il nemico usa una Working Queen e probabilmente distrugge un po' le difese, no, più che le difese, gli edifici esterni. Facciamo per 4, guardate un po', la regina non muore mai grazie agli angioletti che gli curano la salute, insomma. Per 4, ragazzi, guardate qua, furieggia, mette il spaccamuro, penetra il muro e sapete cosa ci mette dentro questo muretto? Un bel po' di valchirie. Noi naturalmente nel castello, dato che ultimamente le tecniche d'attacco stanno cambiando sempre in continuo, stiamo utilizzando il golem, mastino o anche solamente golem e mongolfiera. Guardate qua, ragazzi, distrugge gli edifici esterni in modo tale che le valchirie non girino. Qua è stato furbo, ha messo una valchiria per distruggere l'unico edificio esterno, mette il king per vedere se le truppe entrano all'interno e guardate qua, ora inizia il devasto. Devo ammettere che questi giocatori sono bravissimi, veramente niente da dire in quanto alle loro capacità nel penetrare e disintegrare, sono allucinogeni. Guardate qua, è perfetto! È perfetto! Se io dovessi fare un attacco così, dovrei lasciarmi 1000 anni. Cioè, è una cosa impossibile. Una persona normale non è in grado di fare una roba del genere. Guardate qua, guardate, i domatori sono ancora qua in vita. Mamma mia, guardate qua, che potenza, veramente. A parte il fatto che i domatori al 6 sono stupendi, guardate qua, era impossibile difendersi contro questa tecnica d'attacco. Perciò, piccolo spoiler, non dico nient'altro. Guardate, ragazzi, cosa devo dirvi? Sono attacchi perfetti contro Town Hall livello 11 totalmente maxati. Di 100% era da un casino che non li vedevo più contro i Town Hall 11 maxati da quando sono state introdotte praticamente il secondo volano, ecco. Guardate qua, ragazzi, su questo villaggio ditemi voi come si riesce a fare 100%. Questi malesiani ce la fanno. Che pro gamer. Cioè, cosa volete che vi dica? Se siete dei pro gamer. A parte il fatto che questo qua è un villaggio un pochino aperto e la valchiria è un pochino molto più facile da penetrare. Guardate qua, la precisione con cui sono stati eseguiti gli attacchi, proprio perfetti al secondo. Anche nel momento in cui congelare le torri inferno, probabilmente non hanno recato danno a quasi nessuna truppa. È rimasto tutto in vita, ragazzi. È spettacolare, spettacolare. Niente da dire, devo fare i complimenti a questi giocatori. Hanno saputo dare meglio di loro. Probabilmente ci hanno sfaltato. Non possiamo dire niente. Facciamo cagare il nostro clan in confronto a questo qua. Troppo epici, epici. Siamo già 88%, ragazzi, cosa volete che vi dica? C'è ancora la stronza di turno con le guaritrici dietro e praticamente tac tac tac, 2-3 colpetti e distrugge tutto, ragazzi. Prima o poi devo portarmi anch'io le valchirie a questo livello qua, tipo sembrano dei giganti, spaccano tutto, madonna, senza parole. Oh my god, 100%! Rimango a bocca aperta ogni volta che guardo questi attacchi, perché rimangono in vita così tante truppe che la Gowipe sembrano tecniche, non so come definirle, da nabbi confronto a questa, ragazzi. Un complimento al clan avversario che ci hanno asfaltato. Non so, cioè, questo applauso sembra quasi un po' vaffanculo stronzi di merda o tipo bravi, vi stimo. Starà a voi decidere che cosa significa questo applauso. Vabbè, ragazzi, questo era il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto. Sotto in descrizione ditemi cosa ne pensate di questa clan war, insomma. Ditemi cosa ne pensate di questo clan che ha vinto, cazzo, strafiga minchia, 205 clan war. Bravi, che ve ne devo dire? Guardiamo un attimo i loro profili. 991 stelle in clan war. Ho preso uno a caso. 693 stelle in clan war. Guarda, sono sicuro che mi becco quello che ne ha 1000. Questi qua hanno quasi... Madonna, guarda che... Mio
Oddio, 965. Riuscirò a beccarne uno che ne ha 1000 in Clan War? 700. 800. No, ragazzi, volevo beccarmene uno. 1032 stelle in Clan War. Allora, ragazzi, ora vi faccio vedere le mie stelle in Clan War. Io in confronto a questi sono un cazzo di nabbo. Ne ho fatti solamente 563. Vabbè, oh mio Dio, c'è anche il mio record, 5632 coppe. Guardiamo un attimo un po' come sono messi attualmente. Ah mio Dio, ragazzi, stanno, probabilmente toccano le 6000. Allora ragazzi, io ora sono serio. All'inizio video vi ho chiesto 10.000 like. Per coloro che hanno guardato il video finora, fino alla fine, se questo video arriva a 30.000 like, quest'estate mi spaccherò così a merda, ma così a merda, che le 6.000 coppe verranno da me. E questo era tutto per il video di oggi, ragazzi. Come al solito, like e commento e noi ci vediamo al prossimo video.